torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. E un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 22 e 25 per chi ci sta ascoltando e vedendo in diretta, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere un po' la situazione dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio sul Carso all'altezza di Monfalcone. Allora va detto subito che dalle 22 Rete Ferroviaria Italiana sta riattivando il traffico ferroviario lungo le tratte Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia via Udine, Trieste Centrale Venezia Santa Lucia via Monfalcone e Trieste Centrale Udine Tarvisio Bosco Verde via Cervignano. Bloccato il traffico, come sapete, dalle 17 di oggi causa l'incendio che si è sviluppato sulla zona carsica del Locovaz in località Sablici in comune di Monfalcone, non lontano dal viadotto della linea ferroviaria e anche della barriera autostradale dell'Isert. Mentre l'autostrada è rimasta regolarmente aperta, come la vicina statale 56 del Vallone, la linea ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di Monfalcone e Bivio di Aurisina per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, squadre antincendio e protezione civile. Sul posto ha operato anche l'elicottero della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. 6 gli ettari divorati dalle fiamme. Non ci sono per fortuna feriti. Carabinieri, polizia stradale, polizia locale per la viabilità. Nel frattempo sono stati attivati bus sostitutivi tra le stazioni di Cervignano, Monfalcone e Trieste. Inevitabili chiaramente i disagi per i viaggiatori. Alle 20:30, secondo il sito di Rete Ferroviaria Italiana, aveva coinvolto 2 intercity, di cui uno cancellato parzialmente, come 27 treni regionali, accumulati ritardi fino a 90 minuti. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di sanità nel prossimo servizio. Vice governatore Riccardi visita oggi all'ospedale Maggiore di Trieste in occasione dell'Open Day sulla donazione del sangue, donazione che vede il Friuli Venezia Giulia ai vertici italiani, anche se c'è da potenziare la raccolta di plasma. Intanto è un fenomeno importante che noi continuiamo a registrare e della quale siamo orgogliosi e che dobbiamo difendere. Io ringrazio naturalmente tutti i cittadini che dimostrano la loro generosità e soprattutto ringrazio il personale, i professionisti della salute. Noi qui oggi siamo ospiti del professor Laraia, che voglio ringraziare per la passione e le competenze che ci ha esposto nella visita. Il sangue è inevitabilmente una componente importante delle nostre condizioni di salute, quindi dalla generosità da una parte e la capacità di poterlo utilizzare a beneficio di tutte le forme di salute credo che sia una cosa estremamente importante. Non dobbiamo sicuramente sederci sul fatto di essere autosufficienti. Noi siamo autosufficienti come regione. Abbiamo ascoltato che il tema del plasma è un tema che riguarda non soltanto noi, ma l'intero paese, quindi sono argomenti che devono essere conosciuti e le giornate come queste ci aiutano a farlo. E ora parliamo del mondo del lavoro, per la precisione ci trasferiamo ad Amaro con il prossimo servizio.
La sinergia tra il Carnia Industrial Park e Friuli Innovazione, che abbiamo messo in opera all'inizio del mandato con delle scelte societarie importanti, oggi offre uno dei suoi traguardi migliori. Questa inaugurazione è sicuramente un segnale di fiducia per le imprese che vogliono continuare ad investire nell'area montana ed è anche un segnale di soddisfazione per l'amministrazione regionale che ha investito bene le proprie risorse. Il momento è straordinario dal punto di vista finanziario. Ecco, ci scusiamo un attimo con i nostri amici alla visione all'ascolto, stiamo un attimo sistemando il servizio perché c'è stato un errore nel caricamento, il bello della diretta è anche questo, allora ne approfittiamo nell'attesa che il servizio venga caricato per parlare di sport, perché è terminata da pochi minuti al Palagesteco di Cividale del Friuli la gara 2 valida per la finale dei playoff promozione in Serie 2 di pallacanestro. Dopo aver vinto gara 1, la Gesteco esce sconfitta 67-69 contro Vigevano. Ora perfetta parità 1-1 nella serie al meglio delle 5 partite. Prossime 2 gare in Lombardia dove è vietato perdere. Eventuale gara 5 si disputerà poi a Cividale del Friuli. Ci auguriamo insomma che la Gesteco riesca a ribaltare la situazione e torni chiaramente in vantaggio. Può anche permettersi tra parentesi di perdere, ma l'importante è che non perda 2 partite, le prossime 2 almeno una la porti a casa. Vediamo, il servizio non è ancora pronto, vabbè, allora terminiamo qui per quanto riguarda questa edizione flash, grazie come sempre per la visione all'ascolto, le ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Vista l'ora non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera.